nella notte alle poste di Riese Piodecimo i malviventi hanno fatto saltare con l'esplosivo lo sportello automatico, bottino 25.000 euro, danni ingenti, lo scoppio fortissimo ha sventrato l'ufficio postale. A serie ustioni sul volto e sulle braccia l'artigiano 57enne investito da una fiammata mentre stava lavorando su un quadro elettrico, l'incidente in un'azienda di Casale sul Sile. Attimi di paura questa mattina anche a San Polo di Piave per il cortocircuito di un contatore, fumo dalle scale, intossicati madre e figlio, 2 appartamenti dichiarati inagibili. 2 distinti signori in boutique a Conegliano, ma sono dei ladri. Il furto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, rubati abiti di lusso per 8.000 euro. Si dimette Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco Veneto, un atto quasi dovuto dopo la mancata decadenza sancita nell'ultimo consiglio comunale. Arriverà un commissario prefettizio per 3 mesi. Aperta al Portello del Sile la mostra sulle uniformi storiche degli alpini dal 1872 ai giorni nostri, rimarrà aperta per 1 mese, al suo interno cimeli di grande valore storico. E stasera alle 21 in diretta su Antenna 3 la serata evento al Museo di Santa Caterina. Marco Goldin racconta i capolavori della mostra da Picasso a Van Gogh, aperta fino al 10 maggio a Treviso. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali e dunque l'avete sentito dai nostri titoli, la cronaca in apertura con il vero e proprio assalto con l'esplosivo alle poste di Riese Piodecimo, malviventi che hanno fatto saltare lo sportello automatico, bottino consistente, ben 25.000 euro e danni davvero ingenti perché lo scoppio è stato fortissimo. Ho sentito proprio una bomba, c'era proprio un'esplosione fortissima e dopo siamo usciti, erano già andati via, abbiamo chiamato i carabinieri e sono arrivati. Sono passate da pochi minuti le 2 di notte quando un boato rompe il silenzio di via Giorgione in pieno centro a Riese Piodecimo. Alcuni banditi, 3 o 4 persone con il volto travisato, hanno fatto esplodere lo sportello automatico dell'ufficio postale. Una deflagrazione fortissima che ha scagliato la cassa all'interno delle poste, devastato l'ufficio retrostante, quello del direttore, crollato il soffitto e i divisori in cartongesso, arredi distrutti, pezzi di ferro e plastica sono stati scagliati anche all'esterno a diversi metri di distanza, danneggiando anche almeno un'auto in sosta nel parcheggio davanti alla posta. Ho avuto una telefonata, erano circa le 3 di notte, dove mi hanno avvisato appunto i carabinieri che c'era stata un'esplosione qui all'ufficio. Sono arrivato qui e successo quello che è successo. Sicuramente si tratta di una banda di professionisti che hanno agito in modo fulmineo facendo esplodere lo sportello senza danneggiare le banconote all'interno, circa 25.000 euro. Arraffato il bottino, i malviventi sono scappati. Alcuni testimoni hanno visto un Audi di colore scuro allontanarsi a tutta velocità in direzione di Vallà, ma in una via laterale è stata notata anche un'altra vettura ferma con i fari accesi, forse la seconda auto usata dai banditi per coprirsi la fuga. Le indagini sono coordinate dai carabinieri di Riese e Castelfranco. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco ed una squadra di artificieri per verificare che non vi fosse ancora qualcosa di inesploso. Una volta messo in sicurezza l'edificio, a tarda mattina è stato possibile per gli addetti incaricati dalle poste entrare nell'ufficio e procedere a chiudere con lastre di metallo i buchi lasciati dall'esplosione. Ancora non si sa quando l'ufficio postale potrà riaprire al pubblico. Come tempi di riapertura dell'ufficio e quant'altro, adesso non sono in grado di dirlo, ma l'importante è mettere in sicurezza l'ufficio, sia per la sicurezza nostra dei lavoratori che per gli utenti. Non è la prima volta che questo postamat viene fatto saltare, era successo anche il 7 giugno del 2020, allora però i ladri scapparono a mani vuote. Paura e incredulità tra i residenti svegliati nel cuore della notte dal botto. Questa è la seconda volta durante i 4 anni o 5 anni, la seconda volta. E serve di fare fotocamere, di fare tutto per sappiamo che passa, che gli stranieri che sono lontani dal paese non vengono qua passare per niente o fanno un casino. Comunque incredibile vedere queste cose. E in mattinata nella Marca trevigiana c'è stato anche un grave infortunio sul lavoro perché a serie ustioni al volto e alle braccia un artigiano di 57 anni investito da una fiammata mentre stava lavorando su un quadro elettrico. L'incidente è avvenuto in un'azienda di Casale sul Sile.
L'allarme alla INPA, storica fabbrica di lavorazioni plastiche in via Torre a Casale sul Sile, è scattato poco prima delle 10 del mattino in quello che doveva essere un normale sabato di manutenzione in azienda. Stava infatti pulendo un quadro elettrico l'artigiano 57enne titolare di una ditta esterna, rimasto investito da una fiammata dopo l'esplosione parziale di parte del pannello di distribuzione, da cui si è sviluppato anche un principio di incendio. Attimi concitati con il collega che si trovava poco distante, che ha immediatamente allertato il 118. Medico e infermieri del SUEM, una volta sul posto, dopo aver stabilizzato le condizioni del ferito, ne hanno disposto il trasporto in elicottero al centro Grandi Ustionati di Padova. Serie le bruciature al volto e alle braccia. Allo stesso tempo in via Torre sono arrivati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area, i carabinieri e i tecnici dello Spisal per la verifica di procedure e singole responsabilità, trattandosi di lavori affidati a un terzo. L'artigiano 57enne pare stesse usando per operazioni di pulizia sul quadro elettrico un pennello, ma tutto va appurato. L'uomo, descritto come un tecnico di lunghissima esperienza, è della zona della vicina frazione di Lughignano. Da parte di tutta quanta la comunità di Casale sul Sile esprimiamo la nostra solidarietà a questa persona e a tutta la famiglia per quello che è accaduto, e speriamo che non ci siano conseguenze gravi. Noi comunque siamo vicini e pronti a fare quanto ci compete per aiutarli. Dal sindacato si fa sentire la will per bocca del segretario Roberto Toigo, e questo in un Veneto che resta maglia nera. Solo nel 2025 sono stati 60.000 gli infortuni, 164 al giorno, 7 all'ora. Il nostro sistema produttivo ha qualcosa che non funziona, dice Toigo, che invoca proprio sul fronte della sicurezza un cambio di passo. E poco dopo, sempre questa mattina, c'è stato un principio di incendio anche a San Polo di Piave per il cortocircuito di un contatore. Fumo dalle scale, sono rimasti intossicate madre e figlio. 2 appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Sul posto si è subito recato anche il sindaco. Sono stati portati per accertamenti all'ospedale madre e figlio di 75 e 40 anni, protagonisti di una mattina di paura e mobilitazione in via Mioni, in pieno centro a San Polo di Piave, dove a mezzogiorno sono confluiti operatori del SUEM 118 e vigili del fuoco. All'origine forse il cortocircuito di un contatore posizionato sul vano scala, prima un principio di incendio, poi il fumo acre che ha invaso buona parte della palazzina, rendendo presto l'aria irrespirabile sia il primo piano, dove si trovava il 40enne, sia il secondo, dove abita la madre. Entrambi hanno tentato di raggiungere un terrazzino e qui di fatto sono stati soccorsi dai pompieri sul posto con l'autoscala. L'intervento immediato ha evitato il peggio. Fortunatamente non ci sono stati feriti, solo 2 persone sono state trasportate all'ospedale per degli accertamenti dovuti alle inalazioni di monossido di carbonio. In via Mioni sono presto arrivati sia i carabinieri che il sindaco di San Polo di Piave, dichiarati inagibili, almeno al momento, i 2 appartamenti. Non sarebbero rimaste coinvolte invece le attività al piano terra, compresa un'edicola. E quindi io mi sono recato subito sul posto cercando di dare al proprietario e ai familiari il primo supporto per trovare una sistemazione per le prossime ore e per i prossimi giorni. Dovranno essere effettuate delle sistemazioni dell'impianto elettrico e delle sanificazioni degli ambienti dovute chiaramente al fumo denso che si è elevato dalla combustione del materiale plastico. E un'auto parcheggiata nel cortile di un'abitazione ha preso fuoco invece questa mattina alle 6 a Chiarano. Siamo in via Bosco, vedete le immagini. Subito sono stati allertati i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto da Mota di Livenza. Dopo circa un'ora di lavoro i pompieri sono riusciti a spegnere l'incendio e a circoscrivere le fiamme in modo da impedire che si propagassero all'abitazione vicina. L'auto è stata, lo vedete, completamente distrutta. Adesso parliamo di furti, ladri come prestigiatori, rubati capi d'abbigliamento di lusso per oltre 8.000 euro, il furto alla boutique Porta Leone a Conegliano, furto che è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza interne del negozio.
È stato un attimo, in 4 minuti 8.350 euro, una cosa pazzesca. È un furto che ha dell'incredibile, quello messo a segno alla boutique Porta Leone in salita Marconi a Conegliano. È martedì grasso e mentre in centro c'è la sfilata dei carri, nel lussuoso negozio entrano 2 uomini sulla sessantina, ben vestiti, modi garbati e signorili. Li si vede benissimo nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza interne alla boutique. Dicono di essere turisti tedeschi in visita alle colline del Prosecco e mentre uno chiede informazioni al titolare su un paio di scarpe, l'altro finge di guardare degli abiti. Il racconto del titolare. Praticamente io ero dietro al bancone a seguire un signore, mentre l'altro da cui asportava in maniera veramente incredibile, sembrava quasi un trucco di magia, un abito di Brunello Cucinelli da 6.190 euro e invece dall'altra rella da questa parte un giubbino di Ileventi da 2.050 euro. 8.240 euro in pochi attimi. Con una tecnica quasi da prestigiatore, il ladro è riuscito a rubare i capi nascondendoli sotto la giacca che teneva appoggiata alla spalla. Anche guardando le telecamere davvero non ci si rende conto di come faccia, perché con solamente una mano riesce a piegare un abito intero, renderlo praticamente un pacchettino e in questo poi prenderlo e nasconderlo sotto la giacca che aveva sulla spalla. Fa finta poi di avvicinarsi al tavolo, consigliare all'amico addirittura di fare l'acquisto per poi uscire con la scusa di una telefonata fuori dal negozio. Fuori probabilmente c'era il terzo complice che ha preso il capo, poi il ladro è rientrato e come se nulla fosse ha fatto sparire pure il costoso giubbotto. Solo il giorno successivo il titolare si accorge del furto ed individua gli autori guardando le immagini delle telecamere, dalle quali peraltro i ladri erano ben consapevoli di essere ripresi. Riguardando le riprese, la prima cosa che ha fatto l'uomo che effettivamente ha operato il furto direttamente è stato guardare le telecamere, che sono ben evidenti, ben in vista in uno spazio anche ridotto, e nonostante questo lui ha agito indisturbato. Non riesco a capire se adesso in questo momento siano già volati dall'altra parte del mondo e quindi se ne freghino beatamente, oppure proprio questo menefreghismo. Sull'episodio indagano i carabinieri, ai quali è stata presentata la denuncia di furto. Vigilia di chiusura dei giochi invernali di Milano Cortina, almeno per quanto riguarda le Olimpiadi. Verona blindata per la cerimonia di chiusura. Ci sarà la premier Giorgia Meloni, attese delegazioni di capi di Stato esteri, esclusa la partecipazione invece del presidente americano Trump. La prima cosa che mi viene da dire ai veronesi è: siamone orgogliosi, mai prima d'ora un evento di questa portata, e probabilmente mancherà del tempo per vederne un altro. Gli occhi del mondo su Verona, la bella Verona come la definì William Shakespeare, città protagonista della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina, una città già blindata da giorni che si prepara ad accogliere i capi di Stato di alcune delegazioni estere, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni accompagnata dal Presidente della Camera, il veronese Lorenzo Fontana, e dal Ministro Matteo Salvini. Sembra definitivamente sfumata la possibilità della presenza del presidente americano Donald Trump. Su Trump non abbiamo nessun tipo di indicazione al momento, mentre Giorgia Meloni dovrebbe essere confermata. È chiaro che però personaggi di questo calibro potrebbero anche fare dei cambiamenti dell'ultima ora, ma al momento queste sono le indicazioni. Sembra che non ci sia Macron, si parlava del ministro Lecornu, anche su quel nome c'è qualche incertezza, penso che lo vedremo veramente all'ultimo, però la città è pronta in ogni caso per i protocolli riferibili alla levatura delle personalità che saranno presenti. Confermata anche l'assenza del presidente francese Emmanuel Macron. Al suo posto, per il passaggio di consegne per le prossime Olimpiadi, il primo ministro Lecornu. Dispositivo di sicurezza pronto con oltre 1.000 agenti, cecchini, polizia scientifica, squadre antidrone e anti-hacker. La sala interforze della questura di Verona sarà operativa 24 ore su 24 con gli agenti che attraverso le telecamere cittadine controlleranno tutta l'area attorno al listone e Piazza Bra. In arrivo 650 agenti da tutte le questure venete per garantire la sicurezza nello svolgimento della cerimonia di chiusura e della contromanifestazione prevista a partire dalle 15 del pomeriggio con il corteo che partirà da Porta Palio fino al limite della zona interdetta. Il tema delle manifestazioni sono state abbastanza decentrate rispetto a quello che sono i percorsi che faranno sia gli atleti e le atlete, sia i dignitari, sia il pubblico che affluirà invece in arena. Una macchina organizzativa che si prepara anche per l'altro grande evento previsto a Verona, che ospiterà il 6 marzo la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi e la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Siamo alla politica adesso perché si è dimesso Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco, un atto di fatto dovuto dopo la mancata decadenza sancita nell'ultimo consiglio comunale e ora per 3 mesi in vista delle amministrative arriverà il commissario prefettizio. Questa mattina ho rassegnato le mie dimissioni da sindaco di Castelfranco Veneto ai sensi dell'articolo 69 del testo unico, cioè quell'articolo che regolamenta la decadenza. Un po' del rammarico c'è, anche perché insomma, è un percorso, quello della decadenza, che hanno intrapreso tutti i sindaci che sono stati eletti in Consiglio regionale come il sottoscritto, e è un percorso che non prevederebbe la discrezionalità. Dopo aver spiegato con rammarico le sue dimissioni, fatto che si è reso necessario dopo lo stallo nell'ultimo consiglio comunale che di fatto ne ha impedito la decadenza, Stefano Marcon si è voluto togliere più di un sassolino nella scarpa nella lunga conferenza stampa tenuta al K3 insieme al segretario provinciale Dimitri Coin. Una vicenda complessa che l'articolo 70 avrebbe potuto riaprire, ma mancano i tempi per arrivare ad un'azione giudiziaria differente. Marcon accusa gli avversari politici di averlo fatto cadere in trappola, di fatto giocando sporco, facendo leva su livori e personalismi. La partita è giocata in modo sporco perché le regole non sono chiare, no? E ribadisco, se il 8 di gennaio avessero intrapreso un percorso di voto contrario in coerenza con quello che hanno fatto dopo, probabilmente avremmo avuto una quarantina di giorni di tempo per far dirimere la questione a chi dovrebbe far da arbitro. Ora che tutto il Consiglio è decaduto, arriverà un commissario che reggerà il Comune fino a nuove elezioni programmate per il 24 e 25 maggio prossimi, di fatto esautorando tutta la squadra eletta dai cittadini. Ma Marcon non molla e si candida anche alle prossime amministrative. 3 mesi passano velocemente. Da consigliere regionale cercherò di dare il mio contributo ancora alla città di Castelfranco Veneto, e se chi sarà il candidato sindaco di centrodestra vorrà, mi metterò a disposizione per fare il candidato consigliere comunale anche. A sigillare l'atmosfera incandescente ci si mette anche la vice sindaca Marica Galante, che lancia il guanto di sfida imitando quel che fece Luca Zaia in campagna elettorale per la regione. E io dico, se effettivamente non siamo mai stati un problema, io non sono mai stata un problema, io non lo voglio copiare, ma lo copio, dico da questo momento sarò probabilmente un problema. Chiude il segretario Coin, che prima rinnova le rimostranze all'unico comune che non ha sancito la decadenza. Io credo personalmente che sia comunque un atto politico quello che è stato fatto, ma che non ha dato segno di grande senso di responsabilità. E poi lancia la prossima campagna elettorale, ben conscio che alcune figure che si sono staccate dalla maggioranza non rientreranno. Ci stiamo lavorando, insomma, sono delle situazioni da ricostruire e ci sono degli equilibri magari da consolidare, da trovare. È chiaro che è un comune sopra i 15.000 abitanti e come tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti hanno un'importante valenza politica, dove alla fine io sono sicuro che il centrodestra andrà compatto. Adesso parliamo invece di abbandono selvaggio di rifiuti. A Villorba si staccano multe tra i 1.500 e i 18.000 euro. Linea dura del sindaco, identificati 2 ecofurbi. Questi 4 sacchi di rifiuti lasciati a bordo strada in via Centa a Villorba potrebbero costare al responsabile dell'abbandono una multa tra i 1.500 e i 18.000 euro. L'ecofurbetto in questione è stato identificato nelle scorse ore dagli agenti della polizia locale accanto all'ufficio di vigilanza del Consiglio di Bacino Priula, ma ci potrebbero essere ulteriori conseguenze di natura penale. Linea dura quella dell'amministrazione Soligo, dimostrata anche nei confronti di quei soggetti che hanno disperso dell'immondizia poco fuori contenitori per la raccolta, e questo invece nella zona di via Roma. Bastava fare qualche passo in più, non solo per una questione di civiltà, ma anche per evitare una multa che in questo caso oscillerà tra i 1.000 e i 3.000 euro. Grazie alle fototrappole, grazie alla videosorveglianza, noi siamo riusciti e stiamo facendo un ottimo lavoro per scovare gli ecovandali, però è importante che anche il cittadino segnali o al comune o alle forze dell'ordine o a Contarina stessa, o allora ci siano dei abbandono dei rifiuti. È importantissimo perché ne va del nostro ambiente. I 2 ecofurbi identificati da Locale Bacino Priula abitano in comuni limitrofi. Probabilmente pensavano di farla franca semplicemente travalicando i confini dei luoghi di residenza, una scelta che adesso pagheranno caro.
La Villorba a Carbonera, raccolta firme questa mattina da parte del gruppo consigliare di opposizione Impegno Civico di Carbonera per sollecitare il comune ad aumentare la videosorveglianza cittadina. Questo è il primo gazebo organizzato dal gruppo Impegno Civico Carbonera per raccogliere le firme con cui chiediamo all'amministrazione comunale di potenziare il sistema di videosorveglianza pubblica nel nostro territorio. Alcuni fatti criminosi che sono accaduti di recente e sollecitati da alcuni cittadini ci hanno indotto a pensare che fosse giusto incontrarci con i cittadini sul tema della sicurezza, che è un diritto di tutti oltre ogni visione politica, e quindi chiediamo che almeno il territorio sia più controllato. Questo serve anche per una maggiore prevenzione, e quindi questa raccolta di firme è iniziata oggi, proseguirà fino alla fine di aprile. Oggi abbiamo incontrato molti cittadini che ci hanno sostenuto in questa iniziativa e che ci hanno proprio anche raccontato i loro problemi di sicurezza nel quotidiano. Si sono svolte questa mattina nell'aula civica del Museo della Battaglia le civiche benemerenze 2025 del comune di Vittorio Veneto. Il sigillo della città è stato conferito alla Fondazione Piccolo Rifugio Onlus per l'impegno a favore delle persone con disabilità dal 1957 e alla memoria del professor Italo Serafini, che ha reso l'ospedale cittadino un centro di otorinolaringoiatria di rilievo internazionale. La sindaca Mirella Bagliana ha parlato di cuore pulsante della comunità e di esempio di eccellenza scientifica e di solidarietà. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, rimanete con noi perché abbiamo tante altre notizie e dei servizi molto interessanti, tra cui una centenaria, l'ultima partigiana combattente. Eccoci di nuovo in diretta da studio e allora, come vi anticipavo, grande commozione oggi pomeriggio a Fregona, la festa per i 100 anni di Leda Azzalini, l'ultima partigiana combattente del Cansiglio. In tanti al centro sociale del paese hanno voluto celebrare questa donna che lottò per la libertà e continua a ricordare ai giovani l'importanza della Costituzione. Compie 100 anni Leda Azzalini, l'ultima partigiana del Cansiglio, nome di battaglia, Marisca, ed è stata una grande festa a Fregona, ma anche un momento intenso di ricordo di quanto accaduto 82 anni fa, quando dopo l'armistizio i primi partigiani della futura divisione Nannetti salirono in montagna. Leda, 18 anni, cimbra di Vallorc, vuole unirsi a loro e ricorda molto bene quei giorni. Non avevamo mangiare, ci mancava qualsiasi mezzo di trasporto e tutto. Insomma, bisognava finirla questa guerra, bisognava agire, insomma. E così ci siamo partiti, come dire, un po' un gruppetto di noi, compreso il preside di Montaner, questo devo dirlo, che ci ha prestato la canonica per accumulare il mangiare, e quando ci hanno portato via lui e la sorella, noi siamo andati in montagna. Iniziò così la storia di Leda. Dopo la guerra emigrò in Sud America, dove apprese della nascita della Costituzione italiana, quella Costituzione che ora Leda invita i giovani a studiare. Mi scrivono giovani che hanno capito cosa vuol dire essere liberi, di rispettare la Carta Costituzionale. Guardi, io rispetto la Carta Costituzionale e rispetto il Presidente della Repubblica, che sempre si riferisce alla Carta Costituzionale. La prima parte della Carta Costituzionale, i diritti e i doveri del cittadino. Abbiamo conquistato la più bella Costituente d'Italia, non d'Italia, del mondo, la più avanzata, e adesso mi pare che la stanno rosicchiando. Leda si interessa di attualità e delle vicende politiche italiane e mondiali, e alla festa organizzata per il suo 100° compleanno, presenti i sindaci di Fregona e Vittorio Veneto, Ampi e tanti cittadini, ha ricevuto un messaggio di auguri del Presidente della Repubblica Mattarella. Per omaggiarla, tanti partigiani, la proiezione di un documentario sulla resistenza in Cansiglio e poi la commozione con l'inno nazionale.
Leda vuole alzarsi in piedi e dagli occhi velati scende una lacrima. E di libertà di stampa in questo caso si parlerà lunedì sera alle 20:30 nella Sala Verde di Casa Toniolo a Conegliano. Libertà di stampa, il modello Focus, il titolo dell'appuntamento, nel corso del quale il direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli presenterà il suo ultimo libro Focus, storia, retroscena e segreti di un talk di successo, pubblicato da Piazza Editore, e parlerà del fare giornalismo oggi, di cosa sia davvero la libertà di stampa. L'evento è promosso dall'Associazione Nova Vita in collaborazione con il Circolo Culturale Conegliano. Aperta questa mattina invece al Portello del Sile a Treviso la mostra sulle uniformi storiche degli alpini dal 1872 ai giorni nostri. Rimarrà aperta per un mese, al suo interno cimeli di grande valore storico. Vai! Attraverso questa mostra ripercorriamo con le divise esposte, con anche i disegni, le figure che troviamo e le fotografie, appunto l'evoluzione storica dell'abbigliamento del corpo degli alpini. Abbiamo anche dei pezzi rari, dei cappelli, dei documenti che sono particolarmente significativi, che racchiudono sì la storia del corpo degli alpini ma anche quelle della nostra sezione. Orgoglio, storia e valori nei cimeli, nelle uniformi, nei mitici cappelli che raccontano una parte della nostra storia, delle nostre comunità resilienti alle guerre e alle fatiche. Sono quelli degli alpini, oggetti intimi come il cappello di Enrico Reginato, medaglia d'oro al valor militare, medico alpino che finì al fronte russo e rimase nei campi di concentramento sovietici per ben 12 anni, fino al 1954, ben oltre il termine della Seconda Guerra Mondiale. Ci sono dei pezzi rari, meravigliosi, raccontano la storia del nostro corpo, degli alpini, dai primi cappelli, la bombetta nera quasi introvabile, che è questa qui, questa è del 1911, è il primo cappello, quello che ci identifica già da subito perché già qui c'è la penna. E poi anche la giubba. È la prima giubba che è destinata alle truppe alpine, si notano già le mostrine verdi con le stellette, questa è originale, come il cappello invece di Roberto Matricardi. Questo è un cappello coloniale, è del 1935. In mostra anche il cappello di Angelo Ziliotto, anche lui medaglia d'oro per il coraggio dimostrato in combattimento durante la seconda battaglia difensiva del Don. Mio papà, quando è rientrato, non ha mai voluto parlare con nessuno di questa cosa, finché non ha incontrato il professor Kogo, che insegnava inglese al collegio femminile di Crespano, dove noi abitavamo, e quindi con lui ha cominciato a confidarsi e a raccontare, e lui ha avuto l'idea di scrivere il libro. Anche Ziliotto fu insignito dall'allora presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, l'onorevole Ivano Bonomi, della medaglia d'oro al valor militare vivente. Nel 1963 fu promosso maresciallo, divenendo poi anche presidente onorario della sezione dell'ANA di Treviso. Antiquariato invece domani in Borgo Cavour a Treviso, primo mercatino dell'antiquariato dell'anno, un centinaio di espositori affolleranno con i loro banchi dalle 8 del mattino e fino al tramonto la zona compresa tra Porta Santi 40 e Via Canova, evento promosso dall'Associazione Artigiani e Commercianti di Borgo Cavour che apre il calendario di iniziative del 2026, artigianato in borgo ogni terza domenica del mese, ma nel corso dell'anno verranno riproposti anche gli appuntamenti Borgo Cavour in fiore in primavera, autunno in borgo e naturalmente i mercatini di Natale. Stasera invece appuntamento da non perdere dalle 21 in diretta su Antenna 3, la serata evento al Museo di Santa Caterina. Marco Goldin racconterà i capolavori della mostra da Picasso a Van Gogh, aperta fino al 10 maggio a Treviso. Proprio dalle sale che ospitano la prestigiosa esposizione di opere arrivate dal Museo di Toledo in Ohio, il fondatore di Linea d'Ombra insieme alla nostra Alice Montagnier accompagnerà i telespettatori in un viaggio tra i capolavori in mostra, un momento di approfondimento insieme a vari ospiti e ai brani musicali composti ed eseguiti al pianoforte dal maestro Remo Anzovino. Appuntamento alle 21 su Antenna 3, davvero da non perdere.
E adesso andiamo invece alle notizie dal Bellunese. Cominciamo parlando delle elezioni provinciali. Fuori dai giochi il presidente uscente Roberto Padrin. Centrodestra e centrosinistra hanno scelto i rispettivi candidati. Marco Staunovo Polacco, sindaco di Comelico Superiore e presidente del consorzio BIM Piave, è stato individuato come figura di raccordo tra tutte le forze politiche di centrodestra, mentre il gruppo di Futura Centrosinistra Bellunese, per il gruppo il candidato sarà Nicola Vieceli, sindaco di San Gregorio nelle Alpi. Resta al palo, anche se non è ancora detta l'ultima parola, la candidatura di Cristian Roldo, sindaco di Sedico, che potrebbe avere un ruolo da outsider nella partita che si giocherà il prossimo 18 di marzo. Vediamo l'avvertenza idro invece adesso. Alla fine di una lunga giornata è stato trovato l'accordo per il futuro produttivo dello stabilimento di Feltre. L'azienda si è formalmente impegnata a pagare dal primo giorno di cassa integrazione, cioè dal 10 febbraio, l'integrazione al reddito, a garantire i ratei delle ferie, dei permessi e di 13ª e 14ª. Il fermo della produzione potrebbe protrarsi per oltre 3 mesi per consentire i lavori di ripristino dei danni causati dagli incendi delle scorse settimane, mentre gli spostamenti delle matrici saranno concordati e controllati dalle RSU con una data di rientro stabilita a priori. L'accordo approvato dall'Assemblea dei lavoratori avrà una durata di 8 settimane. È marcato grado 3 il pericolo valanghe sulle Dolomiti. Gli esperti invitano alla prudenza e al rispetto delle regole che valgono anche per lo sci in pista. Obbligo del casco, assicurazione RC e un comportamento adeguato alle proprie capacità, alla velocità e al rispetto degli altri utenti delle piste. Sono cambiate e sono stringenti le regole per gli sciatori e gli snowboarder chiamati a mettere in pratica il decalogo in linea con il decreto dello sport dello scorso giugno. Ma com'è andata finora? Gli sciatori sono rispettosi delle regole, il casco è stato accettato in maniera, diciamo, notevole, nel senso che la maggior parte, cioè il 99,9% degli utenti ce l'ha, qualche straniero, ma perché magari non era stato informato, ma hanno accettato decisamente questa regola, anche perché è utile per la propria sicurezza sulla pista. Un passo significativo per il rafforzamento della sicurezza sulle piste da sci e per la prevenzione degli infortuni che, c'è da dire, sono costanti e nel Bellunese concentrati nelle aree maggiore frequentazione di utenti: Cortina, Arabba, Agordino e Val di Zoldo. Talvolta gli sciatori non conoscono bene le proprie capacità e pensano di avere capacità superiori a quelle che sono le loro reali capacità sciistiche in relazione al tipo di pista, quindi qualche volta gli infortuni sono causati anche da questa sovrastima delle proprie capacità sciistiche. Tra le regole introdotte nel decalogo c'è il divieto di sciare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze tossicologiche, l'obbligo di prestare attenzione alle traiettorie degli altri sciatori e il divieto di percorrere le piste a piedi o con le racchette da neve. Chi contravviene alle regole è passibile di sanzione amministrativa. In questi giorni le abbondanti nevicate hanno fatto alzare il pericolo valanghe, che per il weekend è indicato di grado 3 marcato. Anche agli sci alpinisti è raccomandato di prestare attenzione, dato che i distacchi potrebbero verificarsi anche con debole sovraccarico su pendii ripidi. ARPAV segnala che la situazione è caratterizzata da accumuli di neve ventata instabili, sensibili al passaggio di un singolo sciatore. Con infermiere in pista, al via il potenziamento proprio del soccorso sanitario per gli sciatori. Un infermiere professionale direttamente sulle piste da sci, pronto a intervenire nei casi più gravi e operativo anche di notte per la comunità. Succede nel comprensorio Arabba Marmolada, dove è stato avviato un progetto pilota per rafforzare la rete dell'emergenza-urgenza sanitaria in una delle aree più frequentate dell'inverno. È un progetto che abbiamo condiviso con Dolomiti Emergency e che consiste appunto nello sviluppare al meglio quella che è la rete dell'emergenza-urgenza nel nostro territorio. Un progetto
sperimentale. Oltre 350.000 giornate sciistiche a stagione e solo tra il 10 dicembre e il 19 febbraio 903 interventi del SUO in 118 sulle piste, 115 dei quali hanno richiesto l'elisoccorso. È a Rabba l'area più sollecitata, con oltre il 40% degli interventi totali, seguiti da Cortina, Civetta e Falcade. Numeri che spiegano la necessità di un potenziamento mirato. Nel nostro caso avere un presidio sanitario, anche un infermiere in questa fase, a disposizione H24 di tutti i nostri ospiti, ma non solo, anche dei nostri cittadini, che può dare supporto al servizio sanitario negli interventi emergenziali, magari durante le ore notturne, è uno step che può andare incontro a necessità e a problematiche comunque legate alla distanza che abbiamo dagli ospedali, o comunque anche alla logistica, che non sempre è facile durante la stagione invernale. Fino al mese di marzo 4 infermieri professionali selezionati tramite soccorso operano ad Arabba con competenze avanzate nel soccorso e abilità sciistiche certificate. La base è alla stazione a monte della funivia di Porta Vescovo e il servizio copre l'orario di apertura degli impianti e garantisce disponibilità notturna dalle 22 alle 6 a supporto dei mezzi di soccorso locali. Il progetto è stato reso possibile grazie a un accordo con Dolomiti Emergency, che ha stanziato 28.000 euro per coprire interamente i costi del personale. Siamo riusciti a concretizzarli in quest'anno particolare, tra l'altro l'anno olimpico, in cui il territorio è sicuramente gravato da delle richieste particolarmente importanti, e si compone da mettere a disposizione semplicemente un infermiere che sia durante il giorno sulle piste da sci, mentre poi durante il periodo notturno sia a disposizione, ancora una volta su attivazione della centrale, per le ambulanze. Un modello di collaborazione tra sanità pubblica e territorio che punta a un obiettivo chiaro: più rapidità, più sicurezza, più tutela per sciatori e residenti. Alle Olimpiadi non si allena solo il fisico. A Cortina, nel cuore dei Giochi Olimpici invernali, i psicologhe e psicologi dello sport si sono confrontati sul ruolo della mente nella performance olimpica. 315 giorni è il tempo che separa un infortunio gravissimo da 2 medaglie d'oro olimpiche. La storia è quella di Federica Brignoni, una storia di riabilitazione fisica, certo, ma anche e soprattutto di resistenza mentale. Alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 il benessere psicologico degli atleti è stato uno dei pilastri dichiarati dei Giochi, perché quando il rientro arriva dopo mesi di stop, quando la paura di farsi male di nuovo si affaccia in partenza, la differenza non la fanno solo i muscoli. A Cortina d'Ampezzo, nel cuore olimpico delle Dolomiti, psicologhe e psicologi dello sport di Veneto e Lombardia si sono confrontati proprio su questo: come si allena la mente di un atleta chiamato a decidere tutto in pochi secondi. Uno spazio simbolico e culturale. È uno spazio simbolico e culturale che segna a livello internazionale, segna a livello di coscienza collettiva l'importanza della condivisione, dell'impegno, della possibilità di raggiungere risultati importanti, ma al contempo diventa un paradigma culturale ed educativo di quelli che sono valori, di quelli che sono impegni, di quella che è la resilienza, la determinazione, la capacità di costruire risultati insieme. Nel corso dell'incontro slalom di voci si è parlato di gestione dell'errore, di rientro dopo gli infortuni, di quella bolla mentale che permette di restare nel presente mentre il pubblico urla e il punteggio scorre. Gli atleti in questi giorni, in queste settimane hanno parlato molto di rifocalizzazione, di preparazione mentale, abbiamo visto anche degli infortuni, e quindi penso che si possa dire che sono le Olimpiadi dove si è parlato di più della mente. Nei villaggi olimpici sono state allestite Mind Zone e Mental Corner, spazi dedicati al supporto psicologico. Un segnale chiaro: la salute mentale non è più un tema marginale, ma parte integrante della preparazione. Il villaggio olimpico garantisce a tutte le atlete, gli atleti e allo staff dei veri e propri policlinici, nel senso c'è un'assistenza sanitaria a 360 gradi garantita a tutti, ma la cosa importante è che ci sono anche gli psicologi H24, quindi 24 ore al giorno sono presenti. È possibile chiaramente avere questo tipo di supporto. Perché nello sport basta un attimo per perdere tutto e serve allenamento per fare quello che sembra impossibile, anche allenamento della mente, perché è lì che spesso comincia la vittoria.
E vi ricordo allora in chiusura l'appuntamento stasera alle 21 in diretta su Antena 3, la serata evento al Museo di Santa Caterina. Marco Goldin racconta i capolavori della mostra da Picasso a Van Gogh proprio nelle sale che la ospitano. Il fondatore di Linea d'Ombra insieme ad Alice Montagniera accompagnerà i telespettatori in un viaggio tra i capolavori in mostra. Appuntamento dunque a partire dalle 21 su Antena 3. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Tra poco le previsioni del tempo, una buona serata e una buona domenica. Arrivederci.